Sandro Mazzariò, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, nel suo intervento volto alla valutazione dell'interazione della pesca marittima e della maricoltura, si è parlato ovviamente anche di sostenibilità. Sì, abbiamo illustrato quelli che sono i risultati di un progetto promosso dalla Regione Veneto e da tutti gli enti di rappresentanza dei pescatori, volto a capire quello che è l'impatto della pesca su due specie target della direttiva Habitat, ovvero il tursiope e la caretta creta, cioè la tartaruga marina più comune presente nell'Adriatico. È stato un progetto che ha coinvolto i pescatori nelle funzioni di monitorare questi animali in questo areale, anche per la costruzione di un SIC, ovvero di un'area Natura 2000 dedicata alla protezione di queste due specie in risposta ad una pilot, quindi a una procedura di infrazione dell'Italia che non aveva abbastanza aree dedicate a queste due specie. La pesca, lo ripeto, è sostenibile anche quando rispetta l'ambiente, ed è questo uno dei punti su cui si lavora e si parla in questi stati generali della pesca. Assolutamente sì, i pescatori grazie a questo progetto si sono resi attori e consapevoli, hanno seguito corsi di formazione, ad esempio quando catturano le tartarughe, perché succede non volontariamente, ma come liberarle o a chi rivolgersi in maniera opportuna per salvarle e per reintrodurle nella natura, oppure come poter gestire l'eventuale interazione con questi animali e anche trasformandoli in una potenziale risorsa economica, perché il turismo comunque è un'altra possibilità, è un'altra fonte economica per questa categoria.